Eccoci, stiamo per vedere Villa Zileri, una perla a Vicenza. Villa Zileri viene definita villa suburbana. I Loschi erano i primi proprietari della villa, che era una proprietà molto ampia e comprende anche un giardino all'italiana con piante secolari. I Loschi erano una famiglia vicentina con un lignaggio antico. Nel 1426 prendono il titolo di conti palatini. Lo si nota anche dall'aquila bicipite nello stemma. Il primo nucleo che è stato costruito non è la villa, ma questo edificio, costruito nel 1600 circa da Carlo Borella, che aveva costruito anche il santuario di Monteberico. Le famiglie nobili abitavano a Vicenza e si spostavano in campagna durante certi periodi dell'anno per seguire i lavori nei campi e dare feste. Nel 1729 Niccolò Loschi diventa oligarca patrizio della Repubblica di Venezia, pagando quello che al giorno d'oggi sarebbero milioni di euro. E per celebrare questo evento costruì una villa e la voleva che dimostrasse l'acquisizione di questo stato. Così chiama l'architetto Francesco Muttoni ed un decoratore di fama internazionale dell'epoca, Giambattista Tiepolo, che qui lavora giorno e notte velocissimo ed in 3 mesi finisce tutto. Il percorso iconografico è incentrato sulle virtù della famiglia Loschi. La grotta delle Conchiglie era un angolo nascosto dove la famiglia portava solamente pochi eletti al termine di una festa per gli ultimi saluti
e chiacchierate con un buon bicchiere di vino. Vicino a questo luogo particolare si noterà anche una grotta. Una grotta che in situazioni meteorologiche particolari si riempiva di acqua fresca.